Perin Generator Group alimenterà tutti gli impianti e sistemi di trasmissione video che andranno in tutto il mondo all'immagine della discesa della Gran Risa. Ci saranno anche poi le frecce tricolori. Dopo l'inaugurazione di ieri delle fiere di Santa Lucia da parte del presidente dottor Luca Zaia, siamo onorati di fornire già da decenni di energia elettrica i padiglioni delle fiere. Grazie alla direzione di Mauro Antonello vediamo ogni anno questa fiera che cresce sempre di più. Anche le giornate meravigliose di sabato e di ieri vediamo un flusso di gente, di migliaia e migliaia di persone che arrivano da tutto il Veneto ma anche dall'estero. Grazie all'organizzazione, grazie al sindaco di Santa Lucia per questa meravigliosa iniziativa che riguarda un po' anche portare avanti la tradizione nostra veneta e le lavorazioni a alta tecnologia nelle nostre campagne. E tra le presenze qui alla Fiera di Santa Lucia di Piave, immancabile quella di Perin Diotisalvi, imprenditore ma soprattutto appassionato di trattori. Qui che trattore vediamo? Beh, questo è un trattore importante che ha più di 100 anni, viene dagli Stati Uniti, una grande macchina che funziona a paglia, dove raccoglievano il frumento, praticamente veniva subito buttata dentro la paglia, quindi lui andava 24 su 24 ore con la paglia, dopodiché legna, roba secca e anche carbone eventualmente. Insomma. Ecco, prima abbiamo visto che era messo in moto per il presidente Zaia, addirittura ha fatto fischiare per vedere che era impressione. Forse quel fischio è per lanciare anche una richiesta al presidente, come imprenditore del Piave. Esatto, urgentemente proseguire quei lavori di manutenzione che stanno già facendo qualche lavoro, però soprattutto finanziare i serbatoi di eliminazione appunto da Ciano del Montello a monte, quindi servono milioni di metri cubi di acqua da trattenere, non quei piccoli interventi palliativi. Qui siamo in pericolo perché qui se viene una piena come 66 noi qui abbiamo 3-4 metri di acqua per tutte le nostre genti da Susegana a Nervesa al mare. A questa importante manifestazione qui a Santa Lucia di Piave, ieri abbiamo avuto ospite il presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, che è salito su questa locomobile a vapore che ha più di 100 anni, che fa parte delle nostre collezioni, che arriva dall'America ma è stata utilizzata anche in vari paesi del mondo per la laratura e trebbiatura. Abbiamo precisato con questo cartello le caratteristiche tecniche di questa macchina e nonché abbiamo inserito un appello al presidente Zaia perché intervenga al più presto con questo nostro convegno che abbiamo fatto a Ecefan, sia per la manutenzione del Piave e sia per realizzare i serbatoi di laminazione, appunto cominciando da Crocetta appunto a monte del Piave fino a Belluno. Ecco, dobbiamo fare dei serbatoi che contengano 90 milioni di metri cubi e non dei piccoli serbatoi da qualche decina di migliaia di capacità, quindi ci vuole, per difendere la sicurezza da eventuali alluvioni i nostri territori, ci vuole questi serbatoi di laminazione
molto importanti, quindi i progetti ci sono già, li ha già fatti appunto l'ingegnere Artico del Genio Civile di Treviso, che li abbiamo presentati, e adesso dobbiamo però realizzare, mettere mano subito ai fondi e partire. Oppure noi qui dobbiamo pensare che possiamo trovarci, se viene un'alluvione come il 66, di trovarci con 2, 3, 4 metri di acqua e fango, e sarebbe una rovina per il tanto decantato nord-est. Siamo qui oggi a Ponte della Priula, nel Greto del Piave, dopo la visita del Presidente Zaia presso le fiere di Santa Lucia di Piave. Siamo venuti appunto in escursione per capire cosa può succedere qui se arriva una piena come il 6-11-66, una piena alluvionale impressionante che avanzava a livello sopra le sommità dell'argine destro e sinistro che vediamo in fondo, quindi un 10 metri circa di acqua che avanza a 3, 4, 5 metri al secondo, dipende dalla pendenza, quindi che avanza in questa parte impressionante. E vogliamo ricordare che il prefetto aveva dato ordine di minare l'argine che vediamo in fondo lì a sinistra per salvare dalla piena Treviso e Venezia, che siccome stava uscendo l'acqua già scardinando l'argine a Nervesa, questa è la situazione. Appunto, se arrivasse oggi una piena come il 66 impressionante, in più poi ci sono queste grosse piante dentro nel letto del fiume che si parano purtroppo contro le pile del ponte. Ecco, questa che vedete qui nel nostro libro che abbiamo fatto con l'ingegnere Dal Secco nel 1995, la piena questa del 6-11-66, 5.000 metri cubi al secondo, quindi immaginatevi un fronte d'acqua che avanza fino alla sommità degli archi del ponte sulla statale 13 che vediamo qui sotto Ponte Priula. Poi le piante che arrivano giù a milioni da Belluno a valle potrebbero pararsi in quelle pile e allora sarebbe una tragedia immensa per tutti noi. Per mesi acqua e fango da San Donà al mare, e i consorzi di bonifica avrebbero il suo bel da farsi per pompare fuori tutta l'acqua. Ecco, possiamo vedere qui in prossimità delle pile del ponte un esempio di una pianta sradicata. Questa abbiamo misurato, è una circonferenza di circa 1 metro, quindi queste migliaia di piante che vediamo qui vanno tagliate e fatta rettifica e pulizia del fiume. Siamo qui nel Greto del Piave, a monte della Pontebana SS13. Questo ponte è stato rifatto distruggendo il ponte storico antico della Prima Guerra Mondiale, è stato eliminato tutto il sistema degli archi portanti e messo tanto cemento e ferro, quindi non ha più la modulità di un ponte, di una struttura elastica. Vedete anche che i lavori lì non sono proprio stati fatti bene, perché vediamo a quella pila lì c'è acqua, salso e quant'altro che gocciola sia sulla destra che sulla sinistra. Qui ecco vediamo cosa succede quando verranno giù in futuro milioni di piante che si parano qui sulle pile di questo ponte, e quello sotto della ferrovia che vediamo passare il treno, che adesso lo stanno rinforzando anche quello, perché tramite le erosioni a valle di ghiaia il Genio Civile e le ferrovie devono provvedere a portare migliaia e migliaia di bilici di camion di grosse rocce per difenderlo. Questa purtroppo è una situazione che dovrebbe essere valutata attentamente dalle autorità, quindi io invito il prefetto a far intervenire l'esercito a pulire di queste piante già parate contro queste pile. Come vedete già si vede già cosa potrebbe succedere in futuro.
Qui siamo sull'argine sinistro del Piave, a monte di Ponte della Priula. Qui c'è il canale che scarica l'acqua del bacino idrografico Piave-Livenza, gestito dal Genio Civile di Treviso. Anche qui dentro vedete una selva di piante, centinaia, migliaia, e andiamo fino a monte, milioni di piante che estirpate da una piena vengono portate via. Ecco, questa è la zona dove che qui sotto nel 4/11/66 il prefetto aveva dato ordine all'esercito di minarlo per far scaricare l'acqua a sinistra, in sinistra Piave, quindi vuol dire investire Santa Lucia, Conegliano, Marino di Piave, eccetera. Ecco, e qui un'altra cosa importante dovrebbe essere la pista ciclopedonale dal mare ai monti o dai monti al mare. Ecco, questa è una cosa ridicola, perché le persone, immaginate d'estate come possono passare di qua con questa selva di arbusti, rovi e quant'altro. Perin Generator Group alimenterà tutti gli impianti e sistemi di trasmissione video che andranno in tutto il mondo all'immagine della discesa della Gran Risa. Ci saranno anche poi le frecce tricolori